Agrigento e il Capodanno attraversando la notte di San Silvestro. Ascoltiamo in proposito l'assessore comunale Gabriella Battaglia. Quest'anno l'amministrazione sta organizzando in piazza Vittorio Emanuele il concerto di fine anno. Naturalmente il concerto di fine anno comporta il rispetto di alcune fondamentali regole, nel rispetto delle ordinanze. Naturalmente c'è l'ordinanza quella sulla sicurezza che vieta al solito di portare contenitori di vetro a seguito, fornire bevande o cibo in contenitori di vetro, evitare i botti, soprattutto all'interno dell'area sono vietatissimi i botti, è vietato anche portare oggetti di vario tipo che potrebbero essere utilizzati in maniera impropria proprio all'interno dell'area del concerto. Per quanto riguarda invece la viabilità, la piazza Vittorio Emanuele diventerà tutta un'area pedonabile, quindi sarà fruibile soltanto a piedi, e le chiusure verranno fatte all'altezza della posta centrale, quindi in prossimità di Piazzale Rosselli, all'altezza della caserma dei Carabinieri, in maniera tale che la gente possa andare per via Gioeni e per via Empedocle. La via Atenea sarà utilizzata soltanto dai pedoni, ad eccezione dei residenti che devono ritornare all'interno delle loro case. Tutta l'area verrà resa fruibile a chi vorrà venire a guardare il concerto e passare una serata tranquilla al concerto di Capodanno. Poche regole faranno sì che il concerto si svolgerà nel modo più tranquillo possibile. Ci saranno poi i tradizionali fuochi d'artificio alla Villa del Sole, ma ricordiamo che i botti sono vietati, soprattutto quelli illegali, perché ricordiamoci sempre che sono pericolosi e dannosi sia per la salute umana che per gli animali.